La montagna, la natura, lei era proprio uno spirito libero. Mi ha anche, sollevato molto sapere quanto bene le volessero, quanto bene quante persone l'abbiano ricordata. Sono stati travolti da un'ondata di amore ed affetto che mai avrebbero immaginato. È Giovanni, il fratello di Monica Reginato, la donna precipitata accidentalmente sabato pomeriggio mentre discendeva il canalone Comici, a parlare con il cuore gonfio di gratitudine. Racconta di Monica come una giovane Heidi della loro infanzia, in cui, seppur abitando in città, c'erano sempre verde e caprette. Il suo cartone animato era Heidi, lei si immaginava di essere Heidi, avevamo un bel giardino, saliva sugli alberi e aveva proprio questa passione per la natura. Non li univa la passione per la montagna, ma un amore fraterno e la dedizione per il lavoro nel negozio di mamma e papà. Da quando avevamo 12 anni i sabati li passavamo in negozio e con la famiglia, coi genitori naturalmente, si "lavoricchiava" tra virgolette, nel senso che si dava una mano. E poi appena diplomata, prima lei e poi io abbiamo cominciato subito. Tanti anche i clienti che in questi giorni si stanno facendo vivi con la famiglia. Monica c'era. Sempre solare, sempre sorridente, sempre a disposizione degli altri. Ha accettato Giovanni la dura legge della montagna, più dura sarà per la mamma di Monica. Monica, che amava profondamente i nipoti, li aveva anche portati in montagna con sé. Mercoledì alle 15:30 saranno tantissimi a volerla salutare nel Duomo di Castelfranco Veneto, un funerale che è stato anticipato, come racconta proprio Giovanni, anche per lei. Per Monica stessa che è No, giusto ma lo che capisco riparta per il perfettamente. suo viaggio.